Grazie della linea, siamo nella sede di Confindustria dove si è svolta la manifestazione Eureka Funzione, insomma si è voluto dare spazio alla inventività, all'iniziativa dei bambini delle scuole elementari di Ospedaletto e del Bearzi. Io sono con Davide Boeri, capogruppo Industrie Metalmeccaniche di Confindustria e Udine. Dottor Boeri, allora qual è il bilancio di questa iniziativa che ha coinvolto i più piccoli? Molto positivo, ci sono più di 60 bambini, 12 progetti, 2 scuole. Siamo molto contenti anche perché abbiamo riempito il Salone Nobile del Palazzo con tanto entusiasmo da parte dei bambini. Stanno affrontando, come dire, dei progetti ideati, realizzati e adesso presentati da loro direttamente a una piccola squadra di giudici composta da noi adulti, ma voglio dire i bambini sono veramente entusiasti e ci stanno trascinando con il loro entusiasmo. Senta, gioco e meccanica. Sì, abbiamo potuto visionare delle opere d'arte oltre che tecniche realmente funzionanti, hanno abbinato principi della meccanica, in particolare della pneumatica, a delle idee che appunto si abbinano al gioco. Infatti hanno realizzato dei giocattoli che spesso e volentieri possono essere utilizzati dal singolo bambino, addirittura un gruppo di bambini, quindi possono anche interagire insieme. Grazie dottor Boeri, io vado da un insegnante che si chiama, è delle scuole di Ospedaletto, scuole elementari. Sì, Feltrin Cinzia. Ecco, allora Feltrin, come avete coinvolto i vostri ragazzi? Allora, sicuramente l'entusiasmo è stato tanto fin dall'inizio, abbiamo puntato alla cooperazione tra gruppi, al cooperare insieme, al lavorare insieme. Fin da subito i bambini sono stati molto entusiasti del lavoro, dell'attività che dovevano svolgere e niente, è stato impegnativo, ma comunque ha dato tantissima soddisfazione non solo ai bambini ma anche ai insegnanti, quindi a tutti. Giacomo Vassera, che è uno studente del Bearzi e che anno frequenti? La che classe? Quinta B. Cosa hai realizzato? Io insieme al mio gruppo abbiamo realizzato una base che si muove su delle siringhe, un labirinto. E quindi c'è la pallina, muovendo le siringhe il labirinto si sposta per far arrivare la pallina fino alla fine. Senti, cosa vuoi fare da grande? Mettiamola giù così, poi puoi anche cambiare idea. Adesso cosa ti piacerebbe fare da grande? Il paleontologo. Il paleontologo, che non c'entra tanto con quello che hai fatto oggi, però è bello. Però è bello. Giacomo, grazie. Grazie della tua intervista. Io vi mostro tutto questo ben di Dio che rappresenta di sicuro il nostro futuro con la collaborazione tecnica del nostro Campigotto. Restituisco la linea allo studio.